Una pioggia intensa e fitta, accompagnata in aree molto circoscritte da grandine, che in alcuni casi ha raggiunto dimensioni considerevoli, vicine ai 3 centimetri. Il maltempo flagella per il secondo giorno consecutivo il Padovano. Durante la notte gli acquazzoni si sono susseguiti, ma il fenomeno più violento è arrivato poco prima di mezzogiorno. Una bufera di grandine e vento poco prima di mezzogiorno. Qui siamo a Santa Maria di Veggiano. Guardate che cosa è rimasto di quello che fino a poco prima di mezzogiorno era un campo di soia. Nella frazione di Santa Maria di Veggiano tutti i giardini hanno fatto i conti con la bufera, così come le coltivazioni, e anche questo campo di girasoli porta i segni della grandine. Qui, come in altri 2 comuni ai piedi dei Colli Euganei, Saccolongo e Cervarese Santa Croce, che vi mostriamo nelle immagini girate da Luca Tecchiato. La pioggia violenta ha interessato anche la città di Padova e altri comuni come Villafranca Padovana, a cui si riferiscono queste immagini. Danni che si aggiungono a danni, soprattutto alle coltivazioni, che già nel pomeriggio di venerdì avevano fatto i conti con la grandine nell'Alta Padovana, nel territorio di Grantorto, Gazzo, San Pietro Ingù e Piazzola sul Brenta, e nella Bassa, lungo il corso dell'Adige, a Boara, Pisani e Anguillara Veneta.